Giusto in tempo! Nel versante meridionale delle Palle di San Martino, ai margini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, per un giro ad anello che si sviluppa ai piedi del Sas d'Ortiga e della Croda Granda. Benvenuti in Agordino! Per arrivare fino qui mi sono lasciato alle spalle il centro di Gosaldo, ho proseguito fino a Sarasin e da lì ho intrapreso una ripida e stretta carrozzabile che mi ha portato fino ai 1326 metri di località Domadore. Mi trovo al confine tra Veneto e Trentino e come punto di riferimento è il passo Cereda, che divide appunto la Valle del Primiero dalla Valle del Mis. Andiamo! Le giuste indicazioni da seguire sono per il segnavia 720. Dopo un primo tratto di strada bianca si giunge brevemente ai Prati Forca. Da lì si svolta a sinistra, tenendo come riferimento il rifugio Casera Cavallera. Ecco che ci si inoltra in queste aperture panoramiche alternate a boschi. Oggi la giornata è variabile, meteo incerto e l'anello escursionistico che vi sto presentando ha una grande qualità, è strategico appunto per queste giornate, avendo 3 punti d'appoggio, si presta quindi bene quando ci sono queste condizioni particolari meteorologiche o per le mezze stagioni. Chi ha avuto modo di vedere qualche altro mio video o mi segue già da qualche tempo si ricorderà che in pieno inverno avevo già percorso in parte questa zona, avevo infatti fatto un anello escursionistico più ridotto che attraverso la strada forestale, quella che ho lasciato prima, raggiungeva dapprima Malga Casera Cavallera e poi il bivacco Menegazzi. Quello che mi prefisso oggi è di estendere quel già di per sé molto bello anello escursionistico e passare quindi a Casera de Camp, condizioni meteorologiche permettendo, perché stando al mio meteoradar nel pomeriggio sono attesi dei rovesci temporaleschi, quindi speriamo bene.
La distesa prativa che sto risalendo è la Valle delle Pale. Da qui si estende una panoramica già sulla Punta della Madonna, il Sas d'Ortiga e la Croda Granda. In poco meno di un'ora di cammino, 3/4 d'ora circa, raggiungo quindi il rifugio Casera Cavallera. Ciò che è interessante è che da questo punto in meno di un'ora si può raggiungere Forcella d'Oltro e quindi scendere dal versante opposto, quindi quello che guarda il Primiero, il Parco Naturale di Paneveggio Pali San Martino e quindi la meravigliosa Val Canali, dove si trova il rifugio Treviso, dove l'avevo portato un paio di mesi fa, proprio poco prima dell'estate. E già di per sé qua un ambiente meraviglioso. Non so se si vede, ma ho una farfalla sul braccio che non mi vuole abbandonare. La natura è straordinaria. Dai, su, forza. Vola via. Non posso toccarti le ali, altrimenti non voli più. Non mi vuol lasciare, eh. La porterò con me oggi. Buona colazione, signori. E dopo un'ottima colazione al rifugio Casera Cavallera, ripartenza attraverso il sentiero 720 in direzione Bivacco Menegazzi. È una linea di cammino che si trova proprio nel retro del rifugio. Si sale leggermente prima di ridiscendere piacevolmente ed allungarsi quindi verso il verde pianoro di Pianlong. La veduta panoramica già da qui comunque è qualcosa, possiamo dire, di epico, perché ci sono queste nuvole che avvolgono le cime di Punta della Madonna, del Sas d'Ortiga e della Croda Granda, che rendono ancora maggior risalto e rendono ancora più epico questo gruppo, che già di per sé lo è. E per chi non lo sapesse, il gruppo delle Pale di San Martino è il più esteso territorialmente di tutte le Dolomiti. Il bivacco Menegazzi è un ricovero sempre aperto sia d'inverno che d'estate. È dotato di cucina a legna, di tavoli e di posti letto al piano superiore. È quindi la base d'appoggio ideale per gli alpinisti che vogliono scalare le vette di questo settore o chi vuole
fare un giro e una traversata di più giorni. Ovviamente quando si frequentano questi luoghi vige sempre come regola numero 1 di mantenere in ordine e di lasciarlo, anzi meglio di come lo si è trovato. E da qui, oltre al gruppo delle pale che mi trovo alle spalle, le Dolomiti Agordine con il gruppo del San Sebastiano e la Moiazza, oltre ovviamente a tutto il gruppo delle vette feltrine che in questo momento sono ricoperte parzialmente dalle nuvole. C'è da dire che per essere abbondantemente a metà luglio questo è un versante poco frequentato, perché basta andare dal versante opposto, quello che guarda il Parco Naturale di Paneveggio Pala di San Martino, e sarebbe invaso da turisti. Invece qui sto trovando praticamente nessuno. È ancora un luogo poco antropizzato e quindi ancora lasciato in mano alla natura, messo in ordine, ma si respira ancora quell'aria autentica di montagna che fa tanto bene. Più in fondo anche la mia prossima meta, la Malga de Camp. Lascio il bivacco Menegazzi e seguo le indicazioni per il 773 in direzione Casera de Camp, che in circa un'oretta dovrei raggiungere. Un sentiero sempre ben segnato e ben tracciato. La presenza di molti fiori lo arricchiscono. Peccato che oggi la giornata sia diventata grigia e che possano rendere di meno le loro colorazioni. Intanto inizia a scappare anche qualche piccola goccia. E c'è un tratto di sentiero dove è detritico, ripido e franoso, e quindi bisogna prestare particolare attenzione, soprattutto per chi soffre di vertigini potrebbe rendersi insidioso. Questo probabilmente alla cancellazione del sentiero originale dovuto a una frana, perché il sentiero originale proprio è cancellato, quindi bisogna ridiscendere con cautela e poi risalire. Quindi con un po' di attenzione si riesce ad affrontare.
e il sole va e viene. Il sentiero nel frattempo è diventato puramente wild e si sviluppa proprio sotto alle imponenti pareti della Croda Granda. C'è da dire che questo anello escursionistico che ho scelto oggi l'ho scelto per un motivo ben preciso. È un itinerario che presenta quindi, come dicevo all'inizio, ben 3 punti d'appoggio ed è modulabile proprio a seconda delle esigenze, quindi offre sempre, per così dire, una via di scampo, una via d'uscita per rientrare brevemente a valle. Si presta quindi molto bene in giornate dal tempo incerto come quelle di oggi o nelle mezze stagioni. Alzando gli occhi, l'azzurro del cielo non esiste più. Al suo posto avanzano nuvole silenziose e gigantesche che cancellano il sole. Le cime della Croda Granda spariscono, inghiottite da una massa scura e densa che avvolge tutto in pochi secondi. Il cielo si fa minaccioso, quasi nero. Questo mi impone di affrettare il cammino e raggiungere il prima possibile Malga Camp. Giusto in tempo! Devo proprio dire che il mio meteo radar è infallibile. Buon appetito, signori! Credo che questo sia proprio il minimo dopo aver usufruito di questo riparo d'emergenza. Ci sono 3 reti metalliche, non ci sono i materassi, come il piano inferiore potrebbe essere più pulito. Magari capisco sopra se è poco frequentato ed è normale che possa essere così, ma sotto ci sono dei rifiuti, qualche bottiglia di plastica, qualcuno che è venuto precedentemente prima di me ha lasciato i suoi ricordi e questo non va assolutamente bene. Classico temporalone estivo, per la verità ha anche grandinato. C'è comunque un aspetto di questo percorso che mi sta particolarmente a cuore. Sicuramente avere 3 punti strategici di appoggio come
il rifugio Cavallera, il bivacco Menegazzi e appunto Casera de Camp sono d'aiuto, ma non devono diventare il pretesto per essere imprudenti, soprattutto quando le condizioni meteorologiche sono particolarmente avverse. Ci sono uomini e donne del soccorso alpino che, in caso di un nostro errore e di superficialità, dovrebbero mettere a repentaglio la loro vita per salvare la nostra. Quindi ricordiamoci che saper rinunciare in montagna e dotarsi di buonsenso non è un limite alla nostra libertà, ma è il modo migliore per rispettare prima di tutto noi stessi e chi lavora per la nostra sicurezza. Quindi attenzione! Da Casera de Camp scendo dapprima verso il Pian del Gal e quindi seguo nuovamente le indicazioni per Rifugio Cavallera e Bivacco Menegazzi, per concludere quindi il mio anello escursionistico e fare rientro quindi nuovamente a Domadore. È una comoda e larga strada sterrata dove per la verità si risale un altro po'. E con questa leggera e piacevole pioggerella, ultimo cambio di sentiero di giornata. Abbandono definitivamente le indicazioni per il rifugio Cavallera e il bivacco Menegazzi e lo faccio attraverso questa comoda e larga strada bianca, che in definitiva è la strada di servizio che collega sia il rifugio Cavallera che Malga Camp dal centro di Sarasin. Un consiglio che vi posso dare è quello che, se avete più tempo a disposizione di mezza giornata, che è il tempo che serve per concludere questo bellissimo anello escursionistico, è quello di inserirlo magari in un contesto ancora più ampio che guarda il passo del Col di Luna e il Col di Luna, quindi il versante che va sempre verso il versante meridionale del Pali San Martino, quindi verso il Montagnier e il rifugio Scarpa Gurekian. C'è da dire che quello di oggi è un bellissimo itinerario che, ciononostante io sia a metà luglio, non è assolutamente frequentato, quindi adatto a chi cerca tranquillità e non vuole rinunciare all'anima escursionistica e ai bei panorami. Per i maggiori dettagli comunque vi rimando in descrizione. Io vi ringrazio per avermi accompagnato in questa nuova escursione dolomitica e se come sempre questo video vi è piaciuto, io vi do appuntamento al prossimo orizzonte. Un saluto! C'è da dire che nonostante la pioggerella è stata veramente una bella giornata, comunque una bella esperienza, perché le Dolomiti ti lasciano sempre qualcosa.